Amici bellini, prima che cominciamo, che qua la partita è già il telefono in fiamme, la partita sta per cominciare, c'è un momento importante, quindi guardatevi questo momento importante. Guardate che è successo perché i miei supporters, i miei fan, diciamo fan, i miei iscritti sono i migliori. Guardate un po'. Eccolo là. Renato. Ciao Valerio, sono Renato. Volevo cogliere l'opportunità per ringraziarti e contraccambiare con un piccolo contributo per il tuo instancabile lavoro via YouTube. È un piacere seguirti, grazie per la tua passione, l'ironia e quel mix di sagacia, sarcasmo e genuinità. Mi regali sempre delle grasse risate e grandi sorrisi. Keep up the awesome work. Thank you, merci, gracias, danke, showen. Non so se showen si dice così. Forza Napoli e viva i Butei. Ragazzi, Renato, se voi che seguite la pagina e commentate assiduamente, l'abbiamo conosciuto quando ho fatto la reazione a Juventus Verona o Verona Juventus, ma non mi ricordo perché non mi ricordo, ma sono i nuovi amici, capite? E io ho messo gli occhiali, un po' di privacy, così sembra quasi Lobotka con gli occhiali così, ma non ha importanza. I ringraziamenti non potranno mai finire per questo tipo di supporto. Grazie mille Renato, e adesso ci dobbiamo godere questa partita, vinca il migliore, ancora di più visto che abbiamo degli amici che sono così carini e non c'è rivalità, c'è rivalità sportiva ma non c'è rivalità umana, è la cosa più bella quando lo sport poi unisce in questa maniera. Via alla reazione. Che vinca il migliore, specialmente perché c'è questa cosa virtuale tra me e Renato adesso. E niente, vediamo. Menzione speciale per Lollino, che pare abbia ricomprato il motorino a quelli che sono stati rapinati durante i festeggiamenti per la Coppa Italia. Un bel gesto. Quel video mi fece malissimo da vedere perché stai, capito? Ancora più già le rapine in generale, ma approfittare della felicità di un movimento in cui dovremmo stare tutti uniti come napoletani, ancora più disgustoso. Però Lollino sempre sul pezzo, sempre più capitano, sempre più simbolo di questa squadra e città, devo dire la verità, in maniera anche silenziosa. Poi le voci escono e si sa chi fa beneficenza, si viene a sapere sempre, però bel gesto. Vincenzo Salemme, subito il fazzolettino, vabbè, oramai questo è, ci dobbiamo fare il callo, si comincia da dietro, si prendono un po' di rischi, però poi se esci bene è capace che hai scoperto una linea, perché se loro ti vengono a pressare e superi il primo pressing, effettivamente a noi ci viene un infarto, però guarda gli Usai! Che bello quando fa così. Stiamo giocando con un po' di sufficienza, questi primi 3 minuti un po' abbondanti più forte. Mi dà questa impressione qua. Ma non dite giocata sarriana, basta! È la giocata insignana, non è sarriana. Non lo fanno mai stu fatta a Juventus di Sarri, non la facevano Chelsea, quindi non è sarriana. Lo ha queste parole a bocca sporche, maleducate, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. Bravo, bravo. Era importante sta cosa perché stavano coprendo tutte le linee di passaggio e ci voleva un fallo per spezzare. Bravo Milik, si può dire? Faccio parte del meme di Salvi. Si può dire bravo Milik? Ah no? Mamma mia. Che questo sia uno squillo, uno squillo, una sveglia. Sveglia perché sennò non ci divertiamo stasera. Madonna mia! È uno schema per Lollino! Bravo Di Lorenzo. Uomo, sai, siamo stati tanti complimenti, però poi stavo per dire fai le cose semplici, quella era una cosa semplice. Purtroppo non ci posso credere. Mamma mia, si è mangiato un gol di dimensioni proprio, mamma mia, mamma mia. Politano sta giocando meglio in copertura che in fase propositiva. Cagliacon. Mi devo segnare le cose per fare poi le pagelle. Specie di time out con Salemme che dice le cose che deve dire. Bello. Oh porca puttana. Porca troia. Che maciel. Qualcuno che tirasse a porta che non sia Usai.
Cioè, quindi chiamatemi Rachmani praticamente. C'è il fallo, qua. A noi era meglio se ci arriva la punizione, loco. Non è un vantaggio interessante. Non aveva tanti motivi per rimanere poi a terra. Si è arrabbiato Salem. Ma io credo che da regolamento, se non si è concretizzato il vantaggio, non c'era la punizione. Non lo so, chiedo per un amico. Ah, non giocate lì. Infatti, Salem. Allan, dai, non mi piace. Ti metto un altro meno. Dai, il fazzolettino, dai. Lo sappiamo che mi fa questo. No. Non era corner, o era fallo o era niente. Non ha fatto niente per tutta la partita. Bravo. Più come all'andata. Milik segnò all'andata. Guarda Koulibaly, guarda, cioè, si è portato appresso. Interessante. Maronna mia. Vedi, queste azioni di fazzoletto di Facima, alla fine noi li facevamo anche con Sarri, se voi vi ricordate bene. Anzi, era proprio una caratteristica. Se abbiamo visto sul rinvio lungo di Ospina, Milik non ne prende una e i nostri centrocampisti non sono dei grandi saltatori di testa. Forse la soluzione del fazzoletto è l'unica possibile. Dai, Milik. Siete dei chiacchielli, perché questi sono i gol che si fanno quando tenete più genio. Su sta appoggina così e sfu una porta, Allan. No. Il pallaparata alla dita. Di Lorenzo, che ti pensi essere Mertens? Va bene. Però, secondo me la Milik si doveva pigliare il calcio d'angolo. Siamo più efficaci sul calcio d'angolo che in azioni normali. Proprio forte Amrabat, non puoi ammonire. Troppo largo comunque. Ma non era il braccio. Lungo Faraoni. Ha pareggiato il Verona con ce lo meritiamo perché siamo i chiacchielli mondiali. Ma su fatto lo fa le mani, vabbè. Ma ce lo meritiamo perché abbiamo staccato la spina. Hanno fatto di più loro. Basta. Un poco ci stavamo addormentando, un poco i ritmi così. Non va bene. Insomma, è come quello di Koulibaly. Allora se è come quello di Koulibaly, l'arbitro deve valutarlo nello stesso modo. Abbiate pazienza, No, però questo è importante, subire questo gol, perché ti svegli un attimo. E poi, Gattuso, siamo al 60°, mi fai vedere qualche cambio? Perché mi sono annoiato. Più per questo, che la squadra sta messa bene in campo, però non è che... non mi sembra che siamo pericolosi, non mi sembra che vogliamo affondare. Stiamo tirando a porto, non tanto. C'è controllo, c'è possesso palla, ok, ma stanno tirando più loro, come Ospina, vedi? C'hai più qua, voi non vedete, ma ho messo un sacco di più a Ospina. Come si fa? Spero non sia quella l'immagine che l'arbitro deve valutare, ce n'era un'altra molto più chiara. Vedi poi lo schifo? Perché se non stai concentrato, che resti tu rilanci? O rilanci bene fortissimo, che ce l'hai! Che resti tu rilancet, ragazzi, sveglia, dai. Ci siamo... vi abbiamo fatto troppi complimenti, evidentemente, nelle ultime settimane, basta. Sveglia, su. Non lo so, io non dico che voglio vedere a Mertens per vedere un po' di cose, perché non fa niente, possiamo pure giocare una partita senza Mertens. Ma mettimi Fabian Ruiz per un poco, perché Allan comunque ha dato veramente poco a questa squadra. Mettimi Lozano. Fammi venire un fa. Ce li abbiamo, sono in panchina, li stiamo pavando. Fammi vedere qualcosa di diverso, perché tanto la classifica non ci interessa. Siamo in vantaggio, dai. Mi annoio. Questa reazione è noiosa. Fatelo per il canale. Dai Lollo, fa una malattia. Va bene, almeno mi hai fatto venire un tiro a porto, voglio dire. E guardalo. Abbiamo perso la palla. Che vogliamo fare? Ma hai fatto vedere una bella cosa, bravo Gattuso. Vediamo un po' questo Fausi. Divertiamoci. E direi metti anche Llorente, perché Fausi gliela mette in testa. E non la guarda. Non intendo la guarda. E non abito lì. Come facevamo signare Rachmani? Gulam ha fatto il cross in mezzo. È rimasto Koulibaly annanzi.
Siamo tutti sconvolti, c'è Gulam sulla destra. Guarda al centro e si dimentica il pallone. Meglio così, tuor. Momento della Importante è il Pausa ruolo caffè? dell'allenatore, perché Caffè ci sono Napoli. stati diversi Caffè casi Napoli di situati 1926. meglio di La questo tazza è momento sul in cui i mio ragazzi si store, sentano e tu puoi dire le cose. sul mio negozio elettronico. Poi magari vi lascio dei link, non lo so, vedete voi. in orizzontale non è mai una grande Koulibaly, ecco qua. Questa è l'immagine di Koulibaly. Voglio, è certo che è bravo a livello difensivo, non si dubbi. Ma Koulibaly è un uomo in più in impostazione. È uno che te la dà sempre pulita. È proprio difficile da sostituire. Io mi metto a piangere. Gulam che gli crea lo spazio per Bravo Lozzi, dai! uno da titolare in Bruttissimo! Però va bene, è la prima palla. Siamo in affanno, ma non c'è proprio problema a dirlo. Siamo ovviamente in affanno. Dall'Ollo dove si trova? Attenzione! Voleva tirare a porta, ha tirato a porta! Ha segnato Lozano! Non ci credo! Ma praticamente è il Gulam, ma l'ha messa Lozano! Voglio rivedere! E non va. Ah sì, è tutto suo. Con coraggio. Bravo, il telecronista dice coraggio. Può appoggiare. Telecronismo onesto. Devo dire la verità, per una volta concordo. Telecronismo onesto. Va bene. Incredibile. Metto un più a Lozano per il coraggio e la voglia. Non già dormim. Ecco qua, fallo e ammonizione e espulsione. Ci poteva stare. Era la prima ammonizione che non c'era e per questo l'arbitro codardo non dà questo qua. Perché vi conosciamo, mascherine. Bellissimo! No, Salamagna, hai rovinato tutto. Insigne ha fatto una malattia, si prende il più. Che cazzo, tu sei il velocista, tu sei quello che le palle in profondità e si pone una metà in... La cicca e il ciucchi. Voi immaginate i messicani che cosa diranno? Mamma mia, Gattuso, uomo di merda. Gattuso. È arrivato anche Zielinski. Insigne. Sporcato. Va bene. Ragazzi, in conclusione, è venuto lunghissimo, io non credevo, ma la reazione è stata più appassionante di quello che mi aspettassi, perché abbiamo sofferto di più col Verona che con la Juventus che con l'Inter. Ma è perché è una cosa psicologica, ci sentivamo un pochino appagati, ma farò il pagellone non generoso, questa volta un pagellone onesto che verrà proposto domani, se arriviamo subito a 1000 visite per questo video qua. Se l'avete visto tutto quanto fino a mo', hashtag Gattuso, come i messicani che impazziranno sui social in questo momento. Da New York, Valerio Fluido è tutto, l'ho detto. Grazie ancora a Renato, un bacione a tutti quanti, andatevi a vedere il mio store, link in descrizione, insomma fate le cose vostre, tanto noi mo ci sentiremo tutti i giorni, perché è chiaro, una bella botta di calcio e di vita. Domani secondo video, perché poi io lo so, siamo 1500 iscritti, siamo quelli che la campanella, ma che guardate, siete più di 2005. Io le cose le so.